Partire dall'ascolto dell'esperienza per guardare al futuro è in quest'ottica che il mondo agricolo veneto si prepara alle sfide lanciate non solo dall'innovazione ma anche dai cambiamenti climatici che ai noi incidono sempre più sull'economia del settore primario. La Regione Veneto ha scelto già da tempo il metodo della condivisione con il partenariato socio-economico e istituzionale quale strumento per gestire i programmi operativi. Negli ultimi 3 anni, attraverso questionari, una consultazione online e numerose conferenze, sono state definite le linee guida che preparano l'agricoltura veneta agli obiettivi per il 2030. 10 priorità che vanno comunque condensate poi in 4 attualmente tracce che saranno quelle della sostenibilità, quindi come affrontare le crisi climatiche che noi avremo qui nel futuro, quali saranno naturalmente gli obiettivi economici verso le nostre imprese, quali saranno i nostri interventi a favore dei giovani, quali saranno i nostri anche interventi a favore delle filiere, quindi il mantenimento delle nostre imprese agricole, il sostegno naturalmente economico ai nostri operatori, ma anche un'attenzione importante alla sostenibilità ambientale. Sostenibilità in primo piano, attenzione al clima ed economia circolare, queste le parole chiavi per orientare le politiche regionali anche ai fini della programmazione della PAC, la politica agricola comune del 2021-2027.